Ogni piccolo gesto di ognuno è un grande beneficio per tutti. Forte di questa motivazione, Ottica Veneta ha voluto lanciare una campagna solidale rivolta a medici e infermieri operanti nei Covid Hospital delle province di Padova, Treviso e Venezia. Un'iniziativa con la quale l'azienda ha voluto omaggiare di 2 confezioni da 32 lenti a contatto giornaliere il personale sanitario. Diciamo che nel nostro piccolo abbiamo cercato di poter dare un significativo contributo appunto alle persone regalando delle lenti a contatto giornaliere affinché potessero comunque lavorare in più sicurezza, perché la lente a contatto giornaliera viene buttata giorno per giorno. Per una questione logistica ci siamo rivolti nelle province di Padova, Treviso e Venezia, quindi farei fronte anche ad altri ospedali che fanno parte di questo, diciamo, di questo comparto, di comunicarcelo, di contattarci, che siamo ben lieti di fare questo servizio e siamo veramente felici di farlo. Quante lenti fino ad ora avete regalato ai medici? Ma la cosa fantastica è che ci hanno risposto effettivamente in questo momento più il comparto di Padova, ma pian piano stanno iniziando a scriverci anche altri medici e infermieri. La cosa interessante è che siamo oltre 2000 lenti a contatto comunque che noi abbiamo dato a queste persone, e alcuni di questi ci hanno anche mandato delle foto ringraziandoci, e aver visto, diciamo, sotto queste mascherine un sorriso ci ha riempito veramente anche a noi il cuore, e siamo veramente felici di aver fatto questo gesto, e vogliamo comunque ringraziare continuamente queste persone che si dedicano a questa attività, che possono essere medici, infermieri o tutti quelli che comunque lavorano all'interno dell'ospedale mettendo a rischio la loro vita. Noi l'abbiamo fatto non tanto per un plauso a quello che facciamo, ma solo per sensibilizzare tutte le persone che anche come noi, che comunque stiamo subendo il momento, però un piccolo gesto può fare tanto, quindi se anche chi non è una grossa azienda, una multinazionale, fa dei piccoli gesti, sicuramente possiamo far fronte e dare una mano a tutti quelli che si stanno impegnando in questo.